Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, seconda edizione del nostro audio-video giornale. Apriamo subito con un'operazione della Guardia di Finanza a Pordenone. Ha sottratto quasi 80.000 euro a 2 scuole del Friuli occidentale, di cui era direttore dei servizi amministrativi. Per questa ragione un dipendente pubblico è stato denunciato per peculato e falsità materiali in atti pubblici. Il GIP di Pordenone ha disposto il sequestro per un equivalente di circa 36.000 euro. Secondo l'accusa, l'uomo, attraverso la creazione di falsi mandati di pagamento o rimborsi a suo nome, molte volte perfezionati, sottraendo ed utilizzando il dispositivo di firma digitale del dirigente di riferimento, si era appropriato indebitamente di quasi 80.000 euro stanziati dal Ministero dell'Istruzione per il funzionamento dei due istituti scolastici. Le attività investigative sono state condotte nell'arco di circa un anno. In una prima fase delle indagini, delegate dall'autorità giudiziaria, le Fiamme Gialle pordenonesi hanno riscontrato come negli anni dal 2018 al 2019 il dipendente pubblico avesse fraudolentemente predisposto, nelle 2 scuole nelle quali operava, complessivamente 20 mandati di pagamento a suo favore per circa 48.500 euro, riuscendo a confonderli attraverso false registrazioni nelle scritture contabili degli enti in cui, peraltro, visto il ruolo ricoperto, ne era il responsabile. A fronte di tali iniziali accertamenti, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, ha ammesso quindi un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo di 35.700 euro, pari alle restanti sottrazioni nei confronti dell'indagato. Ulteriori approfondimenti disposti dall'autorità giudiziaria sull'operato del dipendente pubblico hanno consentito successivamente di scoprire altri 13 mandati illeciti predisposti dall'indagato in altre annualità, rideterminando in 79.300 euro la somma complessiva di cui lo stesso si è illecitamente impossessato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Corte dei Conti per verificare il danno erariale causato. E ora cambiamo argomento, restiamo sempre nella cronaca. Individuare e favorire soluzioni green per la sanificazione degli ambienti è uno dei progetti di ricerca a cui sta lavorando l'Università di Udine in collaborazione con l'azienda Europromos, società friulana attiva nel comparto del facility management. Il business della sanificazione nell'era Covid, ricorda nella nota l'azienda, ha fatto registrare un fatturato complessivo di 20 miliardi di euro per un controvalore in termini di forza lavoro di 500.000 addetti. Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Remanzacco in servizio di pattugliamento del territorio hanno fermato e denunciato a piede libero un uomo di 60 anni residente nel Friuli occidentale per maltrattamento di animale. L'uomo si trovava in sosta presso il centro commerciale Terminal di Udine con il suo camper. L'animale invece era a bordo in stato di abbandono, assetato e in precarie condizioni igieniche. Rifocillato dai militari stessi, è stato dato in consegna al servizio veterinario per le cure del caso. L'animale, per fortuna, si trova in buone condizioni di salute. E adesso andiamo a Valbruna con il prossimo servizio, parliamo di turismo chiaramente. Tra la Green Experience, elaborazioni dei percorsi wild del territorio, le attività nano-picciule, laboratori scientifici per giovanissimi con divertenti e sorprendenti esperimenti, guidati da Marina Cisilino e Paolo Ganzini, e da giovani ricercatori che hanno visto anche la partecipazione dell'ARPA e gli incontri tra i ragazzi e gli esperti di sostenibilità, la seconda edizione del Festival Green del Friuli Venezia Giulia Nano Valbruna, che prosegue fino a sabato ospitando scienziati, artisti, imprenditori, docenti per parlare di ambiente, sostenibilità, nanotecnologie e green economy.
Il festival curato da Annalisa Chirico prosegue nel pomeriggio di oggi con la tavola rotonda da lineare a circolare, il vantaggio di essere sostenibili, con la presenza di professori Francesco Marangon dell'Università di Udine e Gianluigi Gallenti dell'Università di Trieste, della rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, che moderano un confronto tra numerosi esperti regionali e nazionali, come la project manager Elena Nicoletti, il direttore generale di ARPA Stelio Vatta, il presidente del gruppo Luci, Adriano Luci, il presidente di Legno Servizi e direttore generale del cluster Legno, Carlo Piemonte, il responsabile nazionale di ambiente ed economia circolare di Confartigianato Imprese, Daniele Ghizzi, l'imprenditore e presidente di Carnia Industrial Park, Roberto Siagri, Stefania e Eddie Sarnattaro di Montvert Acquaponica FVG, il docente dell'Università di Udine Antonio Massarutto, Germano Scarpa, presidente di Biofarma, e Flavio Gabrielcic, a capo della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa giorno, chiaramente tutti gli aggiornamenti attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.